Benvenuti, oggi è venerdì 7 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 17:58. La luna si leva alle 11:03 e cala all'1:57. Oggi si celebra San Felicita. Il nome richiama Felicitas, dea romana dell'abbondanza, della ricchezza e del successo. Significa infatti buona sorte o buona fortuna. Oggi 7 marzo vogliamo rendere omaggio a coloro che hanno scelto di dedicare la loro vita alla sicurezza e alla giustizia. Si tratta della giornata internazionale delle vittime del dovere delle forze di polizia, proclamata dall'Interpol per ricordare i caduti in servizio in tutto il mondo. Sono 53 gli anni per Alessandro Greco, il conduttore che ha fatto impazzire l'Italia con furore. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come imitatore e comico e ha saputo conquistare il pubblico con la sua verve e il suo talento, passando dalla radio alla televisione, da Uno Mattina Estate a Zero e Lode, da Miss Italia a X Factor. Non solo intrattenimento, ma anche informazione e pubblicità, capace di adattarsi a ogni genere e a ogni target. Auguri per i suoi 66 anni a Luciano Spalletti, il tecnico che ha portato il Napoli allo scudetto dopo 33 anni. Complimenti a questo grande allenatore che ha dimostrato la sua bravura e la sua passione in diverse squadre italiane e straniere. Ha iniziato la sua carriera da calciatore nell'Empoli, per poi diventarne l'allenatore nel 1993. Nel 2023 è stato chiamato a sostituire Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana, con l'obiettivo di confermare i risultati ottenuti dal suo predecessore. Buon compleanno a Samuel Umberto Romano, il leader dei Subsonica, che oggi compie 53 anni. Ha fondato la band nel 1996 e da allora ha pubblicato 8 album in studio e numerosi singoli di successo, come Cose che non ho, Radio Estensioni e Preso Blu. Nel 2016 ha debuttato come solista, partecipando al Festival di Sanremo con il brano Vedrai. Nel 2019 è stato uno dei giudici di X Factor. Una macchina parlante che attraverso un cavo metteva in contatto due persone distanti tra loro. Alexander Graham Bell si dedicò fin da piccolo agli studi di acustica. Il suo interesse era maturato nelle esperienze familiari, padre e nonno professori di dizione, madre sordomuta, e fu su quest'ultima che testò i suoi primi apparecchi. Inventò una macchina parlante che più tardi prese il nome di telefono elettrico e il cui brevetto venne rilasciato il 7 marzo del 1876. Ma i gemelli sono tecnicamente dei cloni? I cloni sono esseri viventi geneticamente identici, quindi sì, i gemelli monozigoti sono cloni. Nascono quando un'unica cellula uovo fecondata si divide nell'utero in 2 cellule separate, dando poi origine a embrioni geneticamente identici. La clonazione ha la potenzialità di curare malattie utilizzando le cellule del paziente per formare tessuti funzionanti da trapiantare nel corpo, riducendo al minimo la probabilità di rigetto. Questo ambito risulta molto affascinante perché i progressi di questa tecnica potrebbero consentire di produrre interi organi da trapiantare. Buon venerdì ai 12, proprio il pianeta che dà nome al giorno, Venere, protagonista della giornata perché inizia un sestile conturbante e seduttivo col pianeta Plutone in Acquario. Vediamo cosa accade nella ruota zodiacale Ariete. È proprio nei vostri gradi che Venere, la bella Venere, si muove e compie questo sestile con un Plutone in Acquario, accendendo fantasie, voglie, creatività. E voi e gli Acquario siete i più favoriti dello zodiaco in termini di seduttività per questo weekend. Toro,
Venere, il vostro pianeta, si tinge di toni un po' noir e sembra comunque essere più desiderosa di creare e costruire. Una certa complicità con il partner può dare luogo ad un progetto ambizioso da dividere in due. Gemelli, a proposito di due, Luna e Giove ancora nei vostri gradi fanno faville, ma non vanno molto d'accordo con il Sole in Pesci che tende a ridimensionare tutto appoggiato dall'austero Saturno. Non fatevi limitare dai sogni perché è solo una temporanea sensazione quello di non poter arrivare al traguardo che volete. Insistete e vedrete che vincerete. Cancro, decisamente ottima la disposizione di Marte che si avvale della forza di Sole e Saturno. Quel meraviglioso trigono vi dà forza, energia e passionalità. In barba anche a un Venere e un Plutone che vi snobbano un po'. Vi sentite forse tagliati fuori da alcuni circuiti? E beh, c'è tempo per recuperare. Leone, giornata assolutamente positiva per voi proprio perché la bella Venere fa da punto di talete tra voi e Plutone e tutto quello che erano i toni nervosi, quel retrogusto amaro che avevate nelle cose, questa volta si cambia in dolcezza ed è soprattutto in amore che trionferete. Vergine, la vostra giornata oggi è una giornata che vi fa sentire un po' distanti dai movimenti planetari. Sole, Saturno e Nettuno vi raccomandano di badare al lavoro e gli astri vi vogliono dire che ci deve essere una maggiore apertura in termini amorosi ed affettivi. Questo weekend comunque riserva delle sorprese, quindi anche questo venerdì preparatevi perché saranno giorni veramente molto particolari. Bilancia, la vostra bella Venere, il vostro timone astrale, il vostro pianeta, oggi è in combutta con Plutone per creare delle vere e proprie magie seduttive. Inizia un periodo in cui troverete più tempo per voi stessi, per sentirvi di nuovo belli, affascinanti e per tentare anche una piccola rivoluzione nel mondo lavorativo. Scorpione, Plutone oggi va d'accordo con Venere, buone notizie per voi anche perché l'appoggio di Marte vi fa nelle retrovie assolutamente pericolosamente seduttivi, quindi iniziate già da questo venerdì sera a mettervi in mostra proprio perché il vostro segno zodiacale ha bisogno di nuove aperture e soprattutto di nuovi intrecci amorosi. Sagittario, Venere avvalla ancora di più le voglie di Plutone di portarvi avanti e di comunicare e di trasmettere senza le parole una grande sensualità, una grande forza affettiva. Il vostro cielo comunque sembra essere ben aspettato secondo l'oroscopo per quello che riguarda le trasformazioni e gli investimenti di capitale. Capricorno, giornata oggi decisamente interessante e seduttiva, un po' di movimento intorno a voi, vi sentirete corteggiati, osservati, qualcuno forse non riesce a esprimere bene quello che prova per voi. Provate un po' a stanare la vostra preda. Acquario, la giornata oggi è molto forte proprio perché Venere vi trasmette un beneficio notevole dai gradi dell'amico Ariete e Giove e Luna dai Gemelli vi propongono l'inizio di un weekend mondano e molto alle prese con la vostra visibilità e con la vostra gioia di vivere. Riuscirete a essere trascinatori di tante persone in un'iniziativa nuova che vi vede protagonisti. Pesci, la vostra giornata oggi procede con dei movimenti planetari che passano letteralmente sul vostro cielo e l'attraversano. Il vostro Sole e Saturno sono impegnati a razionalizzare un po' una serie di eventi. La Luna e Giove vi fanno pensare che forse c'è un po' di esagerazione o che si può andare un po' troppo oltre e avrete comunque la capacità di ridimensionare un po' tutto. Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele. In questa frase c'è l'essenza di Anna Magnani, in arte Nannarella, nata il 7 marzo del 1908. Ad Hollywood iniziarono ad apprezzarla grazie al ruolo nel capolavoro di Roberto Rossellini, Roma città aperta, e successivamente con Bellissima di Luchino Visconti.
Poi fu il turno di Daniel Mann, che la scritturò per La rosa tatuata. Fu un trionfo per la Magnani, che ricevendo nel 1956 l'Oscar come miglior attrice protagonista entrò nella storia come prima attrice italiana a conquistare la statuetta. Fu anche tra le poche personalità italiane a vedersi dedicata una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame. Il modo di dire avere l'argento vivo addosso si usa per descrivere una persona molto vivace, irrequieta o attiva che non riesce mai a stare ferma. L'argento vivo è il nome comune del mercurio, un metallo liquido che si muove facilmente e si divide in tante gocce se viene colpito. Per questo si paragona a una persona che ha sempre bisogno di movimento. Ma cosa succede quando un omosessuale dichiarato passa una notte con la diva Sarah Bernard? Niente di buono a quanto pare. Il conte di Montesquieu-Fezensac, nipote di un generale di Napoleone, figlio di un ricco agente di cambio, provò l'esperienza e ne uscì con 24 ore di vomito. Ma non perse l'amicizia della famosa attrice, forse perché credeva nell'amicizia disinteressata e platonica. Il conte era un esteta, un poeta, un collezionista, un dandy. Spese gran parte della sua fortuna in opere d'arte, vestiti eleganti e feste sfarzose. Fu il modello per alcuni personaggi del capolavoro di Proust, Alla ricerca del tempo perduto. Ci salutiamo con la frase del giorno. La felicità non dipende tanto dal piacere, dall'amore, dalla considerazione o dall'ammirazione altrui, quanto dalla piena accettazione di sé. Grazie per tutto l'affetto che ci mostrate ogni giorno e mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social perché pubblicheremo anche lì contenuti inediti dell'Almanacco. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.